Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati a una nuova puntata di Cronache Trevigiani. Siamo a Paese per la seconda edizione della Maratonina di San Martino, una gara particolare che andiamo a scoprire con uno dei protagonisti, l'atletica Quinto. Con noi c'è Roberto Vanin, direttore tecnico. Parliamo un po' di questa gara. Intanto buongiorno, benvenuto. Roberto, che cosa dovranno affrontare quest'anno gli atleti? Beh, innanzitutto come l'anno scorso dovranno affrontare 21 km, tengo a dire misurati ufficialmente dalla federazione, e dovranno affrontare un tempo che speriamo tenga fino alla fine. E comunque avranno, io credo, un percorso piacevole in mezzo alla natura delle nostre strade del comune di Paese. Partenza da Quinto e poi il percorso come si snoda per arrivare a Paese? Beh, in gran parte è nel comune di Paese, avremo un 500 metri, un chilometro in comune di Quinto perché siamo ai confini tra i due comuni, e poi si snoderà con una piccola uscita in comune di Istrana, anche si snoderà completamente nel comune di Paese, quindi nelle frazioni del comune di Paese. Con una grande organizzazione, da quanto tempo ci state lavorando? Bah, diciamo che ci stiamo lavorando dal termine della prima maratonina. Ecco, una maratonina che è davvero organizzata molto bene, tanto che gli atleti anche quest'anno sono numerosissimi. Quante iscrizioni? Mi pare che poi ci sia un picco delle donne quest'anno. Sì, beh, siamo arrivati a 600 iscritti, quindi un centinaio in più rispetto all'anno scorso, quindi una crescita del 20%. E tengo a precisare, come hai detto, che è cresciuta molto la componente delle donne, un 25%. L'anno scorso ne avevamo una sessantina, quest'anno sono tra le 90 e le 100. Una volta vinto qui, dove andranno questi atleti? Questa è una manifestazione che ha assunto il carattere di manifestazione nazionale, quindi comincia così a farsi vedere nel circuito delle mezze maratone italiane. In Italia ogni domenica c'è una manifestazione, una mezza maratona, una maratona, è una nazione la nostra di corridori, proprio di podisti, quindi ci sono tante occasioni per mettersi in corsa. Basta correre. Roberto, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Continuiamo a scoprire questa seconda edizione della Maratonina di San Martino, lo faremo insieme ad altri organizzatori e poi ai suoi protagonisti. Prima però il primo servizio di Cronache Trevigiane. Tutto inizia con una passeggiata. È domenica mattina, una domenica di ottobre. Ebbe inizio così la storia del sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini, o meglio il Genti, come lo chiamano i suoi cittadini. Inizia così anche il libro che il giornalista Paolo Calia ha scritto su un'icona della vita politica trevigiana e non solo. Un libro 1000 volti, come ci spiega lo stesso autore. L'idea è stata quella di dare un'immagine del Gentilini amministratore e del Gentilini anche uomo. Sì, diciamo, ci sono dei capitoli anche più biografici in cui si spiega come si è formato l'uomo politico Gentilini, quindi anche dal punto di vista umano. Ci sono delle foto di Gentilini a 10 anni, sulla tessera di Piccolo Balilla, che lui ha firmato prima di entrare al Pio X, e ci sono parecchie foto che praticamente accompagnano la sua crescita e la sua vita amministrativa dei 15 anni in vari momenti della vita cittadina. Vita cittadina decisamente turbolenta, da quando agli inizi degli anni 90 il neosindaco Gentilini iniziò a girare per le strade della sua Treviso, convinto che il primo cittadino debba stare tra la sua gente. La gente ha bisogno di sindaci pragmatici che risolvano i piccoli problemi, perché i grandi li lasciamo ai sogni alle volte. E quindi questo libro percorre quel grande periodo partito dal 94 in cui l'amministrazione è cambiata drasticamente. Un libro che nasce dalla penna di un giornalista può avere tanti caratteri. Quello di Paolo Calia è un po' la raccolta di tutto quanto la stampa locale ha regalato a Gentilini, sindaco e uomo in 15 anni. Diciamo, questo libro è una sorta di reportage giornalistico dei 15 anni, di quello che lui ha fatto, ha detto, delle polemiche che ci sono state, anche delle vicende giudiziarie che lo hanno riguardato. Per raggiungere certi obiettivi
devi anche fare delle grandi battaglie. Ma vedi, le battaglie che io ho cominciato nel 94, stranamente, sono seguite adesso da tanti e tanti sindaci. E allora, Genti, si avvicina il Natale. È un libro che consiglieresti? Sì, è un libro per Natale da mettere vicino a Machiavelli, a Canova, a tutti quei grandi personaggi. Treviso ha avuto la fortuna di avere una persona che come una meteora ha lasciato uno strascico di stelle. Continuiamo a conoscere questa seconda edizione della Maratonina di San Martino con alcuni dei suoi protagonisti. Con me Andrea De Lazzari e l'Atletica Dynamis con il signor Badesso, che è anche tra l'altro presidente della Proloco di Paese, quindi doppiamente coinvolto. Cominciamo proprio con lei e parliamo di un evento che è una corsa tra i sapori d'autunno. Certo. Infatti ci siamo ripromessi di avviare con questa occasione il circuito del fiore d'inverno, che è la manifestazione indetta e promossa dall'UNPLI provinciale, e questo per valorizzare un prodotto tipico qual è quello del radicchio rosso di Treviso e il variegato di Castelfranco. E avete deciso di farlo con lo sport. Lo facciamo con lo sport qui in provincia di Treviso a Paese e in provincia di Venezia invece in contemporanea a Rio San Martino. Intanto è nata l'idea di fare questa maratonina un anno fa, il successo è stato grande e si è deciso di riproporla in un circuito che qui a Treviso funziona e funziona alla grande. Funziona perché il nostro territorio ha delle grandi risorse dal punto di vista dei runner, tantissime persone che corrono, che si sono appassionate negli anni, che sono abituati a correre per una serie di eventi che sono esistenti nel territorio stesso, dall'Aspettando Treviso Marathon alla Maratona di Treviso, e proprio per questo anche Maratonina di San Martino collabora con l'evento clou che appunto è Maratona di Treviso, che se posso colgo l'occasione di ricordarlo il 14 marzo 2010, vi aspettiamo tutti. Tutti hanno partecipato almeno una volta alla Maratona di Treviso, quindi è davvero una passione che a Treviso si sente molto. Io credo che la Maratona di Treviso sia uno degli eventi che ha portato lustro alla provincia di Treviso per promuovere il territorio, ma non avrebbe senso se non ci fossero poi una serie di organizzazioni locali tipo queste che hanno un merito importante, perché se considerate che Maratonina di Paese è già all'interno del calendario nazionale della FIDAL e viene considerato come evento nazionale alla seconda edizione. Noi ci fermiamo qui per il momento e speriamo che in futuro non vogliano andare anche a livello internazionale, perché altrimenti sarà dura organizzarla. Quindi un plauso va fatto indubbiamente agli organizzatori, agli atleti che partecipano, a tutti i volontari, perché penso siano tanti quelli che oggi danno una mano nell'organizzazione. Oltre 300 che permettono la realizzazione di questo evento. Il successo di questa manifestazione è uno dei più grandi grazie che si può fare a tutta questa gente, all'organizzazione che sta dietro questo evento. Noi ci fermiamo qui, ci vediamo il prossimo servizio di cronache trevigiane, ringraziamo i nostri ospiti e poi andiamo a conoscere alcuni degli atleti.